Giorno 54. Riparto alle 7:30 dal Colle dell'Uomo Morto. Il vento mi manda zaffate di lavanda e raggiungo in breve Ferrazier. Qui incontro un vecchio signore che parla l'inglese e che mi consiglia di non fermarmi a Ferrazier ma di procedere fino a Saint-Trinit, dove c'è un enorme albero con delle bellissime panchine. Seguo il suo consiglio ed effettivamente è ottimo. Buon appetito. Pranzo con delle sardine in scatola che probabilmente sono l'unica cosa che si conserva con questo caldo e mi fermo fino alle 5:30 del pomeriggio all'ombra di questo enorme albero. Dopodiché metto alla provallino il carrellino in strade assolutamente dissestate fino ad arrivare a Sal. Non ho ancora capito come si pronuncia. Visito la cittadina e faccio la spesa. Domani dovrò farne una anche più grossa però perché la domenica in Francia è tutto chiuso. Poi montiamo la tenda e poi nanna.